Il caos regna assoluto. Parliamo del reddito di cittadinanza, fase 2, quella in cui dovrebbero essere coinvolti direttamente i comuni. Un dato per ora è certo: le domande pervenute nei 37 comuni dell'ex ULSS 9 sono 2366, di cui 860 circa sono le persone che dovrebbero essere impiegate in lavori socialmente utili, ma qualcosa non torna. Il decreto attuativo riguardo a cosa i comuni devono fare, quindi il progetto sociale da proporre a questi casi, è uscito l'8 di gennaio e quindi adesso i comuni dovranno iniziare a fare la progettazione. Forse non è stata pensata nel giusto ordine cronologico e probabilmente anche su questo fronte bisognava fare tesoro di quella che era l'esperienza, bisognava sentire i comuni in primis e non calare le misure dall'alto ma costruirle dal basso, con chi vive ogni giorno con le difficoltà e conosce bene gli utenti. Al momento non ci sono dati scorporati, spiega Tessarolo, non si sa quanti utenti siano in carico ai singoli comuni, ma le amministrazioni dovranno prima o poi iniziare a fare una progettazione. Su come impiegare questi utenti però c'è ancora molta confusione. È chiaro che la difficoltà dei comuni ora sarà quella di valutare per ogni singolo profilo l'adeguatezza ad un'attività rispetto ad un'altra e quindi trovare anche le posizioni utili, aprire le posizioni utili al profilo del soggetto. Se i comuni non aprono progetti sociali, il percettore comunque riceve il reddito di cittadinanza, però chiaramente lo riceve, diventa una misura del tutto assistenziale. Insomma, fase 2 scattata, ma manca ancora più di qualche informazione per attuarla. Sindacati da sempre più titubanti. Sul fronte lavorativo i problemi non mancano. Da quello che riscontriamo proprio dalla viva voce di chi si è presentato per il rinnovo dell'ISEE, ci dicono che sono momentaneamente ancora a casa e quindi la seconda fase, il proseguo di questo reddito di cittadinanza ancora non si è concretizzato.